Una spirale innescata da caro energia e stop ai crediti delle banche, una spirale che punta rapida verso l'usura. La denuncia è pesante e fondata su episodi che vedono come vittime tanti piccoli negozianti siciliani che all'ultima bolletta di luce e gas arrivata a settembre non trovano più il modo di pagare. Il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha lanciato l'allarme ai vertici regionali di Banca Italia, Antonio Lonardo e Stefania Passiglia, durante il consueto incontro annuale che serve a fare il punto sull'andamento dei vari comparti economici. Stavolta il vertice è stato tutt'altro che formale. Ho portato in Banca Italia le segnalazioni dei presidenti provinciali e di tanti associati, racconta Manenti. Siamo in una situazione sempre più drammatica, con aziende travolte dal caro energia che trovano le porte delle banche chiuse. Già abbiamo avuto segnali di persone che offrono aiuto a chi non può pagare. Insomma, gli strozzini sono all'opera e soprattutto i piccoli esercizi della ristorazione a conduzione familiare, che non possono permettersi di chiudere, rischiano di cedere ai richiami. Mentre gli usurai sono a caccia di clienti e la denuncia dei commercianti, le banche hanno chiuso i rubinetti e fra qualche settimana la situazione potrebbe precipitare. Molte delle nostre imprese, spiega Manenti, stanno uscendo dall'alta stagione che le ha portate ad avere una discreta liquidità, ma le bollette di questi mesi le stanno erodendo e ancor di più nei prossimi 2 mesi molti avranno bisogno di credito dalle banche. Proprio le difficoltà dovute al caro energia stanno peggiorando la salute delle imprese, rendendole inaffidabili per il sistema creditizio. Così le banche non concedono prestiti e chiedono garanzie esorbitanti. A un imprenditore della grande distribuzione che ha ricevuto una bolletta da 4 milioni di euro è stata chiesta una fideiussione di 2 milioni. Se le banche non fanno credito è facile che molti cerchino alternative illegali per non chiudere. In Sicilia più che altrove. C'è anche un effetto collaterale della crisi energetica che finisce per colpire le imprese. Ovvero molti per risparmiare hanno disattivato i servizi di videosorveglianza e di allarme, mentre i furti iniziano a crescere proprio a causa della crisi. Ci sono già stati anche a Palermo, conferma Manenti, casi di aziende che hanno dovuto staccare la videosorveglianza e che hanno subito furti e danneggiamenti. Fra usura e furti le imprese si potrebbero trovare assediate, così l'isola rischia un doppio passo indietro, con la criminalità che trova terreno fertile per riconquistare il territorio e le imprese che stanno vivendo una promettente ripresa dopo la pandemia e che hanno traumaticamente frenato la loro crescita, sottolinea Manenti. In questo momento mancano gli interlocutori, i governi nazionale e regionale sono uscenti, ma siamo pronti alla mobilitazione generale nelle prossime settimane. Abbiamo già avuto un incontro online con tutti i sindacati e le altre associazioni datoriali e ci siamo trovati uniti nella necessità di azioni unitarie e forti per chiedere alla politica un rapido impegno su questa emergenza.